Questa manifestazione per noi diventa anche un punto di partenza, oltre che un punto di bilancio di 130 anni di storia. Il punto di partenza ci deve portare intanto a continuare l'attività di questo istituto conducendola a quegli obiettivi che il Consiglio di amministrazione si è prefisso, quindi oltre all'istruzione, alla formazione professionale, all'assistenza delle persone con difficoltà e con bisogni particolari, quello di ampliare i servizi sociosanitari e riabilitativi, perché nella nostra provincia, nella nostra regione ci sono centinaia di persone portatrici di pluridisabilità che non hanno centri sufficienti per essere assistiti e riabilitati. Noi continueremo su questa strada intendendosi per riabilitazione certamente non semplici interventi di carattere medico o farmacologico, ma anche interventi di carattere educativo, formativo, culturale, di attività del tempo libero, di turismo sociale, di sport e quant'altro. Vorremmo che accanto a noi sorgesse una nuova era anche a Catania. Noi a Catania abbiamo un importante istituto, l'Istituto Tommaso Ardizzone Gioieni, che per tanti decenni ha camminato insieme al nostro, dividendosi in qualche maniera anche i compiti, perché per evitare delle duplicazioni si erano un po' divisi il lavoro da fare. Ecco, auspicheremmo che l'istituto ci raggiungesse. La strada sarà lunga perché in questo momento si trova in una situazione di grandissime difficoltà istituzionali, amministrative e sta vivendo quasi un impasse di carattere organizzativo. Quindi vorremmo che da questo compleanno dell'Istituto di Palermo nascesse una scintilla, qualcosa in più che rimettesse in piedi di nuovo l'Istituto di Catania per continuare a camminare insieme verso obiettivi coerenti con la società che cambia e con i nuovi bisogni dei ciechi e dei disabili.